Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova live di Reni J, live totalmente improvvisata. Mi dovevo mettere ad archiviare questo drone preso da dentro al Kallax pieno di vinili e ho detto guarda, mo quasi quasi faccio una live, li vediamo insieme questi vinili perché li devo togliere da drona, poi io mano a mano che li archivio li rimetto qui dentro e poi vanno un'altra volta infilati dentro al Kallax. Ok, innanzitutto buonasera a tutti, buona Domenica delle Palme per quello che ne resta. Sono le ore 19.05 di questa domenica 24 marzo 2024. Domenica prossima sarà Pasqua, attenzione. Quindi auguri a tutti, spero durante la settimana, anche se ho tantissimi impegni, spero di riuscire a fare un'altra live, dato che devo recarmi dal mio edicolante che ha già un paio di riviste, sempre della Spray Edizioni, di cui dobbiamo fare lo sfogliamo insieme, quindi spero di poterlo fare, ma soprattutto vedete qui dietro a me che io un po' li copro, lì ci sono tutti, diciamo, le riviste della Sprea di cui dobbiamo fare ancora lo sfogliamo insieme, sono tante, sono numeri vecchi oramai perché sono usciti tra settembre 2023 e gennaio 2024, quindi mi sono un po' attardato a fare lo sfogliamo insieme, però mi faceva piacere avere diciamo una continuità e quindi lo faremo con calma quando ci avrò un attimo di tempo, lo faremo. Comunque, bando alle ciance, io volevo fare questa live totalmente improvvisata durante la quale vi spiegherò. Salve Patrizia, benvenuta, buonasera, buonasera anche a te. E quindi durante questa live vi spiegherò come io archivio i miei vinili, come faccio la lista, in modo che poi possa fare una ricerca, diciamo, di un vinile particolare quando uno ce n'ha tanti. Già sono tanti, un centinaio, 200, e quindi comincia a diventare problematico andarli a cercare. Quando cominciano a diventare 1000, 2000, 6000, comincia a essere parecchio problematico poi andarli a cercare. E quindi io, diciamo, già i primi 2000 li archiviai, come ho più volte raccontato, e iniziai, diciamo, la collezione che io ero molto piccolo, avevo all'inizio solo il Commodore 64 e iniziai questo archivio su Commodore 64, poi lo riuscii a portare su Amiga, quindi utilizzando, mentre su Commodore 64 utilizzavo per archiviare i vinili un programma in Basic fatto da me che salvava sui dischetti i dati in formato sequenziale, c'era un programma Basic che andava a leggere i dati in formato sequenziale non vi sto a spiegare che cosa significa, però è un, diciamo, un formato in cui si possono andare a memorizzare dei dati sul dischetto che vengono letti da un programma, cioè non è un programma che sta sul dischetto, ma semplicemente dei dati, che ne so, il titolo del vinile, il numero del vinile, l'autore del vinile, insomma tante altre informazioni, l'anno, il tipo, se è un mix, se è un 33 giri, se è un 45 giri, eccetera. Passai tutto quanto su Amiga, dove già avevo un foglio elettronico, non mi ricordo se si chiamava Amicalc, assolutamente non mi ricordo, però mi ricordo che era molto simile sia al vecchio Lotus 1, 2 3 del PC e sia al nuovo Excel. Ciao Mirko, benvenuto anche a te Mirko. Ciao, buona serata anche a te per quello che resta della Domenica delle Palme. Allora, durante questa live quindi vi dico come io adesso nel 2024, veramente ho iniziato mi pare nel 2016, però ne ho fatti pochissimi, poi piano piano sto andando avanti dal 2023 ad archiviare i miei vinili, quindi vi faccio vedere come nel 2024 io sto archiviando i miei vinili. Allora, bando alle ciance, prendiamone uno a caso, eccolo qua, DJ Gogo, Fairy Tales EP Story. Guardate, questo è un disco mix, ecco, vi faccio vedere, vedete? DJ Gogo, Fairy Tales EP Story. Questo è un disco di progressive, musica progressive. Questi sono dischi miei, quindi un po' li conosco per quello che mi ricordo. Ovviamente questo è il davanti, quindi lo andiamo a mettere così qua sopra, ok?
Allora, andiamo avanti, vi faccio vedere un altro marchio molto, molto famoso, Disco Magic Records, scritto così, e andiamo a vedere, questo è One Love Family Liquid. Ok? Allora andiamo a dire come io archivio i vinili. Ciao Willy, buonasera. Ciao Willy, grazie di essere qui con noi, grazie mille. Allora, vedete qui c'è un codice a barre, ok? Si legge anche molto molto bene. Allora, io di solito, se cerco un disco, di solito o metto, che ne so, Disco Magic Record e le ultime quattro cifre del codice a barre senza che lo scrivo tutto, oppure addirittura metto, che ne so, diciamo, l'autore, Liquid, il titolo, e poi me ne escono fuori un sacco di versioni. E allora vado a cercare, diciamo, in base a quelle che sono anche le mie conoscenze e a quello che c'è scritto qui sotto, ok? Queste scritte molto piccole, di solito c'è scritto pure diciamo, il paese dove è stato stampato quel vinile, che ne so, Germany, Italia, Italy, oppure UK, che so quelli inglesi che pagavamo di importazione 12.000, 15.000 lire, perché diciamo che i dischi mix Italy costavano diciamo dalle 8 alle 10.000 lire. Ovviamente lì c'erano tutte 8.500, 8.000, 8.200, cioè c'erano tutti gli intervalli tra, diciamo, tra le 8.000 lire e le 10.000 lire. Quelli di importazione partivano da 11 e arrivavano anche a 15.000 lire. Come vedete anche qui la copertina è molto generica, tutto bianco, R vabbè, ovviamente. E quindi io cosa faccio? Allora, mi sono munito, vedete, queste sono quelle vuote, guardate, di queste, una marea di queste etichette. Poi utilizzo questa, la penna di Morena Computer, guardate, una vecchia penna pubblicitaria del mio vecchio negozio di computer, ne ho ancora una busta piena. Io ho chiuso il negozio di computer nel 2014, queste ancora scrivono benissimo tutte quante. Ma forse se ne metto una sopra l'altra, forse riesce a mettere a fuoco meglio. Guardate, questo era il loghetto di Morena Computer, però neanche con la macro riesco a mettere a fuoco. Vediamo un po' se ci metto una mano. Ah, forse ci metto qualcosa di scritto dietro. Guardate, questa era una scritta della Piccadilly Soft. Voglio farvelo vedere perché è carino ricordare. Vedete come me lo metto a fuoco? Morena Computer. Questo era il logo che avevo disegnato io con mia moglie, vedete? Assistenza e vendita di computer, stampa gadget, realizzazione siti internet, vabbè. Poi ci sono i numeri di telefono che non esistono più. Ok? Quindi abbiamo visto questo che era Liquid One Love Family Liquid e andiamo avanti. Ok? Volevo farveli vedere un po', questo è un po' diciamo un drone che ho preso a caso tra tutti i miei 6.000 vinili. Ripeto, sto circa a 2000 ad archiviarli. Guardate questo che bello, Dive featuring Sarah Washington, Joy is Free, vedete disco più, negozio di dischi molto molto famoso di Rimini, disco più, e questo è il retro, bellissimo. I vinili di importazione costavano, poi ho scoperto da altri fornitori che costavano poco, che rivendevano anche a lire 18.000. Sì, guarda che i dischi di importazione poi dipendeva anche molto dal negozio. Io vedevo lo stesso vinile, lo stesso disco mix di importazione aveva un prezzo diverso da Remix, da Goody Music e dalla discoteca laziale. Quindi dipendeva molto anche dal negozio e ovviamente dallo smercio che il negozio aveva, anche se all'epoca, ragazzi, i dischi andavano proprio alla grande, proprio. Guardate questo che spettacolo, questo si chiama Barcode One, remix by Enrico Filippini.
Barcode One, guardate qua dietro che spettacolo che è questa copertina. Barcode One e poi One Rap. Uno più bello dell'altro queste copertine, eh. Barcode One. Ovviamente non so se quello è proprio il barcode di questo disco. 26, dovrò andare a vedere poi su Discog se sto 27212 è veramente il barcode di questo disco mix. Ovviamente questi sono tutti tenuti maniacali, vedete la copertina tutta pulita, perfetta. Io diciamo li tengo proprio bene 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 i vinili. Li tratto proprio con... Allora, questo è Rhythm of Life, Rhythm of Life, 3 Living of the Tree, mi pare una cosa del genere. Vedete sempre qui l'adesivo che vi ho fatto vedere su quell'altro vinile di Disco Più, il negozio di dischi che sta a Rimini. Quanto a lavorare, quanto lavora ancora, ma perché ancora c'è Disco Più. Guardate che sono bellissimi questi vinili, eh. Vedete? Rhythm of Life. Bello, poi questi qua adesso me li archivio tutti. Quindi altro disco, vedete, promo copy, not for sale. Questa addirittura è proprio una copia promo. Questo non è un adesivo, è proprio così la copertina. Tra l'altro devo vedere se sul centrino c'è scritto qualcosa, ma come no? Quindi sta al contrario, perché qui per leggere ciò che c'è qui dentro, vedete, non è che c'è scritto il titolo di questa canzone, Exclusive Test Pressing, mo me devo ricordare io che cos'è. FTM for the Music, questa è la casa discografica, chiamiamola così. E lo sai che non so che caspito c'era qui sopra. Forse il titolo è proprio questo. Mo non mi sovviene, eh. Vabbè, poi vedremo se su Discog se c'è oppure non c'è. Questo per cercarlo su Discog se divento stupido, perché come vedete qui dietro non c'è nessun codice a barre, perché la copertina è generica. Questa è una copertina generica per questa, diciamo, casa di distribuzione, scritta già con promo copy, quindi Altit, altitude, altitude. Voglio fare un attimo una prova, aspettate un attimo qui, tanto questo mi inquadra a me, quindi stupendi vinili promo, avevano la grafica diversa dal modello, certo sì, ma molto spesso erano white label, o black label come questo. Voglio andare un attimo a vedere, sono collegato su Discogs, voglio vedere, poi ritorno qui perché così è, quindi altitude, 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 esclusive test pressing, test pressing, vediamo se qualcuno... Oh, c'è! Porca la miseria! Allora, questo è Ernesto vs Bastian, Being Single e Jungle Punks. E adesso vi faccio vedere un'altra cosa di cui bisogna sempre avere a disposizione, che è un blocchetto notes. Io adesso prendo nota e ce lo metto, perché così dopo quando lo dovrò archiviare già ce l'avrò scritto. Un attimo solo. Allora, Ernesto versus Bastian. Ernesto vs Bastian. Bastian. Being single. Being single. E poi Jungle Punks. Jungle Punks. Ok, l'ho scritto, vedete? Così dopo, quando lo vado ad archiviare,
ovviamente me lo trovo già cercato. Anche se, come avete visto, ci ho messo un attimo a trovarlo, Ok, quindi questa è una promo copy e vi ho fatto vedere io nella ricerca ci ho messo proprio quello che stava scritto qui sopra, cioè altitude esclusive test pressing, cioè quello che sta scritto qui. Ok? Quindi sono stato molto fortunato che qualcun altro aveva lo stesso disco e ci ha messo, diciamo, le informazioni corrette. Tra l'altro tra le informazioni c'è anche l'anno è del 2002, quindi questo vinile è uscito nel 2002. Ok? Andiamo avanti, guardate, Allora, Dance Factory, altra grandiosa etichetta discografica, White Label, attenzione, promo SBAM. E qui c'è attaccato. Allora, quando uscivano queste White Label, alcuni negozi di dischi, pure perché queste, allora, facciamo una differenziazione. Allora, quelli che vi ho fatto vedere che c'era scritto qui punzonato, copia, omaggio, vietata la vendita, eccetera, oppure che erano bucati, eccetera, erano delle copie omaggio. Queste White Label era a discrezione del negoziante se dargli omaggio o farle pagare. Nel caso che le voleva far pagare, però, bisognava dargli una numerazione, dargli un numero di, diciamo, non di catalogo, perché queste uscivano come White Label, venivano date ai negozi di dischi su etichetta neutra. E poi sono stessi negozi di dischi, spesso e volentieri, che ci mettevano queste scritte. O anche, altra cosa, venivano stampate su White Label, anche per risparmiare un po' di soldini nella stampa del centrino e di tutta la copertina, quindi si risparmiavano parecchi soldini per vedere anche come andava il disco, e poi ci si attaccavano degli adesivi solo successivamente. Per vedere questa cosa basterebbe qui andare, vedete? Non so se riesce a mettere a fuoco, in teoria sì, 25 12 94 Final One, 25 12 94 Final One, 25 12 94 Final One. Allora, questo è Ibiza 2000. Final One Ibiza 2000, sì. Allora, la copertina con cui dopo uscì questo vinile è molto molto bella. Guardate, c'è tutto, sembra il mare che si unisce col cielo. Non so se ve la posso far vedere in qualche modo, ma no, non penso, è un po' complicato. Però è bellissima questa copertina. C'è scritto Final One Ibiza 2000, ma esattamente quello che sta scritto qua. Però io ho la copertina generica. Come vedete io ho la copertina tutta rossa con tutte diciamo stampate. Queste non sono adesivi, sono proprio stampati. Diciamo le case di distribuzione un po' tutte legate tra loro, che si facevano, diciamo, dare queste copertine di cartone, e c'è scritto proprio Ibiza 2000, ma anche il centrino lì è bello perché si vede, è riprodotta la copertina bellissima con questo, diciamo, tramonto, che si vede il mare che si unisce col cielo, pure qui sul centrino. Vabbè, questa è una versione che è uscita un po' prima della versione definitiva, e quindi è, diciamo, non è neanche una promo, diciamo che è una White Label. Ecco, queste hanno proprio come dicitura White Label, ok? Quindi vi sto dando un po' di quelle che sono le informazioni che io ricordo, poi magari posso anche sbagliare, ci mancherebbe, se nei commenti qualcuno vuole scrivere che se ho detto qualche eresia. Guardate un po' gli Eiffel 65 episodio 2, including Back in Time e One Goal. Guardate, e questi sono gli Eiffel 65. Questo è un doppio vinile, ci sono tutti e due. Guardate un po', diciamo un brano per ogni, no, sto dicendo una stupidaggine. Sì, c'è diciamo un brano al lato A, un brano al lato B, un brano al lato C e un brano al lato D, però ci sono due versioni, che ne so, adesso vi faccio vedere questo. Vedete, side A, side A. Back in Time c'è Eiffel Super Classic Mix,
e poi c'è, che c'è scritto qua, Vortromic Mix, eccetera. Di qua invece al lato B c'è sempre Back in Time, quindi lo stesso brano, però c'è Gabri Ponte Club Mix, Gabri Ponte Radio Mix, eccetera. Sul sito C ci sono sempre One Goal, altre due versioni, e sito D One Goal, altre due versioni. Quindi Eiffel 65, episodio 2, doppio vinile. Ciao Antonio, benvenuto Antonio, benvenuto, ci segui da Facebook insieme a Willy, gli altri sono connessi su YouTube, ok? Se c'è qualcun altro connesso scrivete nella chat così vi saluto, mi fa molto piacere salutarvi. Quindi questi sono gli Eiffel 65, questo non è un Gatefold, con tutto che sono due vinili mix, ma stanno qua dentro però ognuno nella propria inner sleeve, e questi sono dei, diciamo, brani sempre disco music 90 2000, diciamo, degli Eiffel 65. Guardate un po' qua che c'è, questo sono anche un po' geloso, questo è Robert Miles featuring Katy Sledge, Freedom, come vedete è tutto nero questo, capirai. Guardate quanto costava questo doppio vinile, 25.000 lire, 25.000 lire. Robert Miles, vabbè, One and One, Fable, Children, lo conosciamo benissimo, Robert Miles, vedete, promo only for DJs. Questo è bellissimo questo disco, perché diciamo non ebbe Freedom il grandissimo successo degli altri suoi brani, però a me personalmente piace molto. Anche questo doppio vinile non gatefold, i vinili stanno messi ognuno nella sua inner sleeve, ok? Quindi c'è un'unica diciamo foderina di cartone dentro gli inner sleeve, e dentro ogni singola inner sleeve, con due inner sleeve, ci sono i due vinili. Andiamo avanti. Famosissima Nina One and Only, remixata dal grandissimo DJ Dado che lo dovete andare a seguire sia su Facebook, ho visto qualcosa anche sugli altri social, comunque io l'ho sentito parecchio, DJ Dado soprattutto tramite Messenger su Facebook, tramite Facebook e Messenger. Grandissimo DJ Dado che ha remixato Nina One and Only. Come vedete qui ce ne sono 3 versioni al lato A e 3 versioni al lato B, ok? Ve l'avvicino. DJ Dado Extended Mix, DJ Dado FM Cult Remix, DJ Dado Extreme Dub Remix, e poi ci sono altre versioni al lato B. Bellissimo. Nina, come vedete, guardate la copertina, nuova, One and Only. Andiamo avanti. Oh, Peace Blackwood, anche questo un disco che ha avuto un successone, anche questo ovviamente è un disco mix. Guardate, Blackwood, Peace. Oh, non mi dica qua A&D, ah no, A&D vuol dire un'altra cosa. Allora, oh, grazie The Microsoft GUI per esserti iscritto al mio canale. Forse ho raggiunto i 400 iscritti, devo andare a vedere se qualcuno non mi ha abbandonato. Se non mi ha abbandonato nessuno, oh, Microsoft GUI, sappi Microsoft GUI che io tratto un po' i miei 3 argomenti principali, tra cui anche retro computing, e nel retro computing c'è andato per forza di cosa a finire, non ce l'ho qua, guarda, quando ti serve una cosa uno la sposta sempre. Adesso vedremo prossimamente un vecchio PC, quindi per Reni Retro, che è diventato retro anche quello, perché anche i PC vecchi, quelli soprattutto con i processori Pentium 2, sono diventati tutti retro, e quindi per forza di cose io li farò vedere. Grazie, ciao The Microsoft GUI. Guarda qui, allora, innanzitutto vi faccio vedere sempre, allora, copertina generica bianca. Guardate un po', Time, promo mix, DJ speciale, tradimento, nuts, stop.
Allora, questi vedete, allora, Marcus, c'è Mr. Marcus, e poi c'è Echoes Sound. Allora, spesso uscivano, mh, forse anche per i DJ che non avevano tanti soldi per comprare tanti vinili, uscivano questi promo, dischi con scritto promo mix, che dentro contenevano non sempre le versioni estese, però delle versioni utilizzabili, dei remix magari utilizzabili di alcuni brani famosi, come per esempio questo di Marcus è molto famoso. Io ho anche il disco singolo, il mix con tante versioni remixate. Queste versioni Time Promo Mix molto molto diciamo molto utili per alcuni DJ, perché contenevano, che ne so, 4 brani, invece di comprare 4 vinili e spende, che ne so, magari so tutti italiani, spende 40 euro, ne spendevi magari 12, questo costava tra i 12 e 15 mila lire massimo, e avevi 4 brani da poter utilizzare, da mettere durante una festa, un evento, quello che era. Quindi erano molto molto utili questi promo mix, ma non li fa solo la Time Record, l'ha fatte anche la UMM, l'hanno fatte tante etichette. Ogni tanto facevano uscire, magari un DJ si era perso perché magari aveva cominciato a fare il DJ dopo e ti eri perso, magari hai cominciato nel 93 e ti servivano dei brani dell'89-90, e quelli prima che li ristampavano magari non hanno pure manco mai ristampati. Una volta finite quelle copie non si trovavano più, a meno che non andavi poi per i vari mercatini, ma se andava sold out e non ce l'aveva più nessun negozio di dischi, a quel punto rimanevi senza. L'unico modo poi per avere su vinile quei brani era questo. Con queste, diciamo, compilation, questa ovviamente non è una compilation mixata, questa promo mix, ma sono i brani separati, diciamo quelli che andavano di più, la versione, diciamo, scelta da chi poi faceva e stampava questo vinile. Quindi molto molto apprezzati anche questi promo mix. Allora, di Siska Long Sea di J South Sound. Questo è anche un disco mix, come vedete. Allora, io posso fare la ricerca, tra l'altro, sempre come io ho detto, vi spiegavo come li archivio io i vinili. Vedete, si può anche cercare tramite questa dicitura qua, www Sign 13. Vedete? Non so se lo mette a fuoco. www Sign 13. Vabbè, comunque. Ok? Ok. E quindi quello è un altro modo di cercare il disco su Discogs. Quindi vi dico anche su Discogs come faccio. Su Discogs, per inserire, diciamo, un proprio vinile in una propria lista è abbastanza facile. Io ho creato prima la mia lista dentro le impostazioni. Prima ti registri, è gratuito, quindi più comodo di così. Una volta registrato, ti crei la tua lista, come la vuoi chiamare, archivio vinili, quello che ti pare, e poi vai a cercare i vinili. Una volta trovato il vinile, l'edizione, perché per alcuni vinili c'è sta edizione, come già ho detto, che ne so, svedese, inglese, tedesca, americana, ce ne stanno diverse versioni. Tu devi trovare quella tua e poi sotto c'è aggiungi alla collezione. Fai aggiungi alla collezione e ti chiede pochissime informazioni. Tra queste pochissime informazioni ci sono lo stato della copertina, lo stato del vinile. Io di solito per questi usati metto, vedete, sono quasi nuove, quindi metto sempre Very Good Plus, così un domani che volessi vendere basta che sposto i vinili in vendita, è un attimo a metterli in vendita. Comunque io metto sempre Very Good Plus, poi nel campo note metto il numero che io poi assegno ad ogni singolo vinile, e poi che altro gli dico? Aspettate, che mi ricordo. Allora, andiamo a vedere che altro gli dico. Aggiungi alla collezione. Vabbè, la cartella dove sta? Ok, quindi ok. La cartella dove sta, cioè il nome della lista a cui si riferisce.
ok? Perché voi potete creare anche diverse liste, che ne so, musica italiana, musica da discoteca, oppure dischi mix. Io ho messo tutto insieme perché io non ho diversi numeri per il tipologia di musica, per la tipologia di musica che c'è, o per, diciamo, il tipo di disco, se è mix, se è un LP, se è un 45 giri piccolo, no. Io ho messo tutto insieme, tanto è Discogs poi che li categorizza, perché poi una volta aggiunto alla collezione, tu alla tua collezione hai aggiunto tutti i dati che Discogs ha a disposizione per quel vinile. Discogs per quel vinile di solito c'ha tutto, c'ha l'anno d'uscita, c'ha il tipo di vinile, se è colorato, se è un picture disc, se è un nero, poi se è un single pressed, c'ha tutte le informazioni, c'ha tutta la lista, se è un LP, tutta la lista dei brani, la durata dei brani, tutti quelli che hanno partecipato, perché la gente c'ha scritto tutto quello che c'è scritto su un vinile, c'è il codice a barre, c'è il numero di archivio, vedete anche qui MCAT 1439, io posso cercare sia così e sia tramite il codice a barre, che in questo caso è pure coperto. Comunque su Discord tutte queste informazioni vengono aggiunte automaticamente al vostro archivio, e poi potete chiedere, una volta che avete finito di archiviare i vostri dischi, li potete vorrei chiedere diciamo di scaricare in formato Excel i dati. È una richiesta che va fatta, va accettata, e poi io invece, per ovviare a questa cosa, me li archivio anche su Excel. Mi sono fatto tante colonne in cui c'è sta il numero del vinile, quindi il numero progressivo. Oltre al numero del vinile ci ho messo il titolo, l'autore, il tipo di vinile, se è un mix, se è un 45 giri o se è un LP, poi se è colorato, di che colore è, se è un picture disc. Ci ho messo come informazioni l'anno, e poi ci ho messo la URL, l'indirizzo internet che punta direttamente a Discogs, a quel vinile. E poi ci ho messo le varie quotazioni, minima, media, massima, e la quotazione attuale, e poi ci ho messo anche un'altra colonna lì dove mi ricordo da dove viene quel vinile. Quindi io poi ho un bel file Excel pieno di dati. Questo è un bellissimo disco del nostro italianissimo cantautore Claudio Baglioni. Questo è Strada facendo, vedrai che non sei più da solo. Vedete com'è tenuto bene pure questo? Sembra nuovo. Strada facendo di Claudio Baglioni. Ah 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 ah. Chi è che non ci ha avuto i bimbo mix, ragazzi? Guardate che cosa vi ho tirato fuori, il 33 giri di Bimbo Mix TV Spot, bellissimo. Questo tra l'altro non è neanche uno dei più famosi dei Bimbo Mix, però molti ce l'hanno avuto. Io questo c'ho anche la cassetta originale di questo qua, bellissimo. Queste erano compilation mixate, le canzoni una tra l'altra, molto spesso neanche originali, anche ricantate. Infatti c'è Malanotte no, il materasso, il ballo del qua qua, l'estate sta finendo, hasta la vista, We Are the World, ovviamente The Babies, ricantata da un coro di bambini. We Are the World, poi c'è sta Quo Vadis, Gladiators. Questa era la sigla della trasmissione TV Quo Vadis, era una trasmissione esilerante, volevano riprendere un po' le idee del drive-in eccetera, e fecero questa trasmissione che si chiamava Quo Vadis. Vedete? Lato 1 e lato 2, bellissimi, vedete pure questo tenuto benissimo. Bimbo Mix. Ok, andiamo avanti. Allora, questa non è la colonna sonora, non è un soundtrack di Ghostbuster 2, non è, ma è solo un brano, tra l'altro, vedete? Presente da Ghostbuster 2, ok, c'è dentro alla colonna sonora, ma tra l'altro ragazzi ricompare la scritta omaggio, campione gratuito, vedete, omaggio, vendita vietata, vedete, ce n'ho tantissimi io con questa scritta, ve l'avevo già detto. Ghostbusters 2 on our own, Ghostbusters 2 on our own. Oh. Questo è Bobby Brown, You Can Play the Game, vedi, 12 per single,
significa che questo è un maxi, tra l'altro sarà pure a 45 giri questo, alla buona e meglio, stereo. Bobby Brown, non lo leggo. Vabbè, tanto allora, i DJ molto spesso, vi dico un'altra cosa, un'altra dritta, i DJ molto spesso usano le cuffie per andare in preascolto sul brano che stanno mettendo. Allora, io vi dico che io ho tantissimi dischi mix con indicata sul centrino la velocità sbagliata di rotazione del disco, attenzione. Se lì la velocità è sbagliata e uno non c'ha il preascolto, prendi, entri, metti che ne so a 45, quello è registrato a 33, fai un macello. Quindi il preascolto serviva anche che uno neanche leggeva a che velocità girava il disco, lo sentivi in preascolto in cuffia e lo mettevi alla giusta velocità, perché spesso e volentieri io ne ho tanti di vinili in cui la velocità indicata è sbagliata. Magari quando gli hanno mandato, diciamo, la bozza del centrino, magari gli avevano detto, ah, la registreremo a 45 giri, va bene, ci mettiamo d'accordo. Poi in fase di mastering, di registrazione del master dei vinili, quello che l'ha inciso il master l'ha messo a 33, ovviamente per fare un master poi non è che se lo mettono a rifare, stampano il centrino così com'è, che magari l'ha pure stampata un'altra parte della fabbrica di vinili, e quindi arrivano tutti questi centrini che poi vanno messi sul vinile, che è una palletta molto morbida all'inizio che viene messa nella pressa, e quindi ciao Patrizia, io do un po' di informazioni che riguardano, diciamo, il mio passato, quindi io do quelle che sono cose che io ho vissuto, ok? Quindi attenzione alla rotazione del vinile, a che velocità deve ruotare. Oh, guardate qua, addirittura che c'ho. Questo addirittura è tutto bianco e ci andiamo a vedere dentro che c'è dentro a sta copertina generica. Allora, innanzitutto c'è Disco Magic Records da un lato e qua c'è Jazzmo. Apollo questo è. No, Atollo. Ah, Chariots of Fire. Questo sull'altro lato c'ha Chariots of Fire, è bellissimo, era la colonna sonora di Momenti di Gloria di Vangelis. Ok? Quindi Chariot of Fire, io questo l'ho preso proprio apposta per quel remix che è stato fatto da Jazzmo, quindi questo è progressive perché Chariots of Fire è la colonna sonora di Momenti di Gloria. Dico un'altra cosa, ah, vedete pure qua, omaggio vietata alla vendita, quindi questo è stato venduto proprio così. Vedete? Omaggio vietata, questo non lo potevo fare io, quindi se io compravo le copertine, queste qua si comprano anche su Amazon, io l'ho prese nere, ma ci stanno anche bianche, però non ci potevo fare questa scritta. Questa è tutta puntinata, è puntinata, quindi quella scritta la può aver fatta soltanto, diciamo, in fase. E molto spesso si trovavano anche così, le copie omaggio che davano omaggio. Vedete quanti ce n'ho? Questi sono i miei, non so quelli che mi ha regalato il mio amico Max Massimiliano, eh. Attenzione, questi sono proprio miei di vinili. Ok? Guardate un po'. Alex Britti, mi piaci remix. Guardate che spettacolo. Alex Britti, mi piaci remix. Charles Rapino remix. Vedete, qui facciamo veramente un salto nel passato, eh. Che ore sono? Che ore sono? Che ore sono? Che ore sono? 19:43. 19:43. Ah, qualcuno ha risposto, vabbè. Lascio stare un attimo quella risposta, attenzione. No, volevo vedere, sono 40 minuti di live, vabbè, dove arriviamo arriviamo, eh. Guardate un po'. Raff, il suono c'è, sei la più bella del mondo. Remix. Vedete? Il suono c'è, due versioni, club version e remix version al lato A, e al lato B sei la più bella del mondo club version e sei la più bella del mondo remix version. Vedete? Raf, sei la più bella del mondo, sei la più bella per me ed era tutta la vita che... Oh! Siamo la biciclette. Dottor Jack, il Mixer Funk. Dottor Jazz, il Mixer Funks.
remix version, questi pure famosissimi all'epoca, Dr. Jazz e Mr. Funk, quindi c'è una al lato A e una al lato B, e qui c'è al lato A la remix version Dr. e questi sono i ladri di biciclette su etichetta EMI, Dr. Jazz e Mr. Funk. Dr. Jazz e Mr. Funk. Questo era bellissimo questo remix, molto molto bello. Oh, con la mossa del giaguaro, Erpiotta, la mossa del giaguaro. Questo diventò famosissimo, vendette un sacco di dischi, con 4-5 brani diventò famosissimo in tutta Italia. Un grande Ercoatto, Ercoatto per eccellenza, dopo Mario Brega e dopo Emanuele Fantoni. Noi avevamo Erpiotta, la mossa del giaguaro. Nuovo sto disco, Erpiotta. Guardate che sta uscendo da qua. Ti è Gemelli diversi, musica. Vedete, allora questo invece, la copertina è generica, questo è un adesivo che è stato attaccato su una copertina generica. Ovviamente c'è anche il bollino SIAE, perché qua non c'è il timbro. Come vi ho fatto vedere già l'altra volta, nei dischi che sulla copertina non hanno diciamo, l'adesivo della SIAE, che questo è un adesivo anticontraffazione, che se lo provi a staccare si divide in 4 parti, è tagliato questo adesivo, veniva applicato e non si poteva più togliere. Quando non c'era questo adesivo c'era il timbro, di solito sul lato A, il timbrino con la scritta SIAE, che già vi ho fatto vedere. Quindi questo è un altro bellissimo disco mix dei Gemelli diversi, musica. Bello, bello, ammazza, sono i remix di musica italiana che all'epoca andavano tantissimo in discoteca. Non c'è nessuno che scrive nella... Oh, vabbè, questo è un must. Questo è un must perché Piero Pelù e il Toro Loco, un remix degli FL65. Quindi questo è veramente qualcosa di spettacolare, guardate. Piero Pelù. Guardate, ci sono 2 versioni al lato A e addirittura 3 versioni al lato B. Ovviamente qui ci sarà la mano di Gabri Ponte, grandissimo Gabri Ponte, che ha remixato il brano di Piero Pelù, Toro Loco. Grandissimo brano questo, vabbè, senza che vi sto dicendo, ma che ve lo dica a fare. Oh, questo invece è un brano che mi piaceva tanto e mi piace ancora tantissimo. Io ho anche l'LP di questo brano. È uscito un picture disc, ma costicchia, un picture disc proprio con questa immagine sopra. Questo invece è il disco nero, come vedete, è il disco nero. È uscito un picture disc molto bello degli Articolo 31, vedete il vecchio logo, adesso J-Ax per lo più canta da solo. 2030 era quello che secondo loro succedeva nel 2030, ma quasi quasi ci hanno preso, ci ha preso, diciamo, J-Ax. Con questo 2030 erano gli anni 90, quando ha cantato questo brano. Altro bellissimo brano questo qua, guarda, veramente 2030. Versione videoclip, spaghetti fan, vabbè, poi strumentale, poi versione shakerata e versione shakerata strumentale. Guardate, è qualcosa di spettacolare. Questi dischi mix, io ci sono molto affezionato, perché molte versioni neanche si trovano facilmente. Andiamo avanti. Oh, Let's Show! Questo mi sa che è uno dei primissimi dischi del presentatore, che oramai è solo presentatore, Gerry Scotti, che ha cantato Let's Show Salute, che era anche, diciamo, il brano, la sigla della sua trasmissione. Vedete ovviamente Five Records qua sopra. Five Records, ovviamente, essendo una trasmissione che andava in onda sulle reti Fininvest, ovviamente era edizioni Canale 5 Music. Non so se mette a fuoco, eccolo, Canale 5 Music, vedete? 89, vedete, quindi era proprio
inizio anni 90, mettimi a fuoco, ok. Gerry Scotti, Let's Show. Ah, uno più bello dell'altro sti dischi che vi sto facendo vedere. Biagio Antonacci, baciami stupido, però ti amo. Guarda che belle queste copertine, cioè una più bella dell'altra, guardate che spettacolo. Veramente, veramente belle queste copertine. Gio Squillo addirittura. Gio Squillo, Roulette and My Love Has No Time. Vedete Gio Squillo com'era? Guardate. Questa è la copertina di Gio Squillo. Grande, grande. Anche Gio Squillo. Altra icona degli anni 80. Forte come spieghi ogni vinile. Buona serata, ciao, grazie Maurizio di essere stato qui. Ecco l'altro Gino Latino. Questo è un Gino Latino che non era Giovanotti. Questo è quello che aveva lo stesso nome quando Giovanotti si chiamò Gino Latino. All'inizio della sua carriera ha fatto un paio, 2 o 3 vinili col nome Gino Latino, Giovanotti. Ma questo è l'altro Gino Latino, eh? Il Gino Latino non vorrei dire originale, però questo era Gino Latino e quell'altro era Gino Latino, Giovanotti si sapeva. Ok? Guardate un po'. The Prince. Vedete? Questo quindi è, diciamo, tra virgolette, l'originale Gino Latino. Che non c'ha niente a che vedere con Giovanotti. Perché Giovanotti, i suoi primi vinili, alcuni li pubblicò come Gimme Five, come Giovanotti, ma altri come Walking li pubblicò come Gino Latino. Oh, la cerveza! Guardate come sono nuovi sti vinili, cioè io rimango basito perché sti vinili sono tenuti proprio in modo maniacale. Allora, qua c'è una divisione che io ce la lascio. Vedete, io uso un foglio extra strong normale per dividere, diciamo, perché anche per dividere mentalmente alcuni vinili quando li ho messi dentro Drona. Vedete? Andiamo avanti. Cuori infranti, non sono stupida. Guardate qua. Omaggio vietata la vendita. Cuori infranti, non sono stupida. Guardate. I ragazzi come te. Mix version. Vedete? Bellissimo anche questo brano. Non sono stupida. Cuori infranti. Andiamo avanti. Asia D. Che bello rimanere bambini. Una baby hit che non è per bambini perché questa andava in discoteca. Quindi che bello rimanere bambini di Asia D era un brano che andava in discoteca. Allora, un attimo solo perché qui tra un po' sto Drona mi si cappotta. Facciamo così. No, vabbè, dai, va bene così, dai, se no lo posso addirittura già cappottare io. Esatto, tanto adesso è maneggiabile. Ok. Guardate se mo butto per terra tutto, faccio un casino, spacco tutto. No, che dovevo prendere? Eh sì, no, quello, così, ok, l'avevo messo bene. Allora, Irene l'America 7 giorni su 7, sempre su copertina generica, vedete? Irene l'America 7 giorni su 7 e io vado avanti, non mi fermo mai, non mi fermo mai. Camino della vita, Sergente Garcia. Oh, questo non è uno scotch che è stato messo, è proprio così, non è uno scotch, vedete che la stampa ci va addosso, è proprio fatto così, anche perché richiama un po' pure tutto qua, quindi è una fotografia con dei disegni,
vedete? Sergent Garcia. Ok, andiamo avanti. Questo è Caigo, dove sei? Sempre su una cover generica. Ok, adesso vado un po' più veloce, se no comincia a diventare un problema, eh. Vado un po' più veloce perché devo finire la live. Eh. Toy Prozac, Acida, English version, Angelo, Prozac, Angelo, Acida. Vedete? Questa sembra una copertina generica e invece dietro c'è stampato quello che è contenuto in questo vinile. Quindi questa non è generica. Avete visto? Quante cose, eh? Quante cose. Questo è taglia 42 regolare. Taglia 42 regolare remix. Quanto mi piacerebbe, mo davvero devo sistemare un po' di cose e poi ce li sentiamo tutti quanti. Oh, guardate un po', articolo 31, Aria, questo è uno dei primi, stiamo proprio agli albori degli articolo 31, eh. Questo è Aria degli articolo 31, molto bello, andiamo a vedere qui, ci dovrebbe essere scritto, produzione italiana, sì, Warner Group, Mix produzione italiana, sì, quindi questa è proprio la copertina di questo vinile. Ok. Oh, Tullio De Piscopo, altro disco di Tullio De Piscopo, Stop by On. Vedete? Tullio De Piscopo. Andamento lento. Nicolò Fabi. Capelli Remix. Vedete? Vado un po' più veloce, I sottotono. Sottotono, Amor de mi vida remix. Oh, non guardate questi numeri che stanno qua perché non so a che cosa si riferivano. Io diciamo ce li mettevo, ma non è né il prezzo, né in euro, né in lire, né in marchi, né in dracme, né in niente. Non è il prezzo. Oh, Gino Latino Giovanotti era welcome, no walking. C'ha ragione. Welcome, c'ha ragione, no Walking. Walking l'ha pubblicata come Giovanotti, no? Grande Congi, innanzitutto salutiamo Congi, che dovrebbe aver finito la live. Io purtroppo mi è venuto in mente di fare sta live. Volevo sentire il tanto hai messo, ho visto, già mi è comparso sul telefono, qui sul PC, che hai pubblicato il podcast, e quindi poi me lo andrò a scaricare e a sentire il podcast. Ma ciao Marco e... Ah vabbè, no, niente, questo è un altro commento che mi compaiono qua un sacco di messaggi che non potete capire, io qui davanti ho il PC, però avendo tutte le applicazioni aperte, qui mi compaiono un sacco di messaggi che non so, fortunatamente ho la chat di Facebook e di YouTube qui laterale, vi leggo. Quindi dicevo, andate a seguire Congi DJ, c'ha sia un canale Twitch, che ovviamente lo cura da tantissimo, e va in live anche su Facebook e YouTube, come faccio io, e ci mette della musica che secondo me, a parte come la sceglie lui, io è difficile che ho incontrato un altro DJ che riesce a fare una selezione, diciamo, posso dire con la competenza, perché lui so anni che fa il DJ, con la competenza che ha lui, cioè, vedete, io spero che traspare la mia passione per la musica, per i vinili, diciamo, tutta questa mia, diciamo, questo affetto che ho per la musica. Ecco, lui sono anni che fa il DJ, quindi oltre ad avere una conoscenza dei brani, diciamo, quasi illimitata, ma poi sa scegliere, diciamo, i brani da mettere in scaletta, che quella è la cosa, secondo me, più complicata di un DJ. Tu puoi essere il DJ più bravo del mondo a mettere a tempo, a inventarti i cambi, eccetera, ma se la musica che tu metti non acchiappa, non c'è niente da fare. Puoi essere bravissimo, ma non è quello. È la musica che proponi che poi deve piacere.
Io, guarda, ne sento tantissimi, soprattutto girando qui sul cellulare. Mo' vedete, questa è la live perché io sento sempre se funziona il microfono, che ogni tanto mi si stacca il microfono. Ehm, e niente, potete scorrere pure su TikTok. Io la sera, eh, almeno un centinaio di live di DJ di tutte le parti del mondo mi compaiono. Guarda che fare oramai la musica anni 90, tra l'altro, prendono soltanto. Se voi andate a cercare, ma qualcuno ha mai messo sto brano qua? Hello Africa di Dr. Alban. Hello Africa, questo è uno dei primissimi brani. È un brano che ha fatto la storia, Dr. Alban, con Hello Africa. No Coke di Dr. Alban. Non ce l'hanno questa conoscenza. Invece Congi va a cercare sti brani, versioni particolari. Lui usa molto quelli di un altro DJ che tra l'altro sono molto orecchiabili, sono dei brani veramente remixati benissimo, e Congi con la sua esperienza lo sa e quindi ce li propone. Quindi andatelo a seguire su YouTube, su Twitch, dove vi pare, su Facebook. Ok, intanto io vado avanti. Hello Africa featuring Lela Kay, e questo è Hello Africa di Dr. Alban. Dr. Alban, chi è? Alex Britti, solo una volta o tutta la vita. Questo l'abbiamo ballata tantissimo, questa canzone, solo una volta o tutta la vita. Almeno prima che l'estate sia finita, diceva così, una cosa del genere. Vedete, album version, blue version, club version e club extended. Quella che utilizzavano i DJ quasi sempre era l'extended version. Ok? Quindi, vedete, questa addirittura c'è ancora il cellophane sopra. Io, guarda, le tengo proprio in maniera maniacale questi dischi. Guardate un po', Alexa, ti amo, ti amo. I love you. Per ascoltare brani specifici ogni volta che vuoi. Oh, Alexa, stop! Ho detto Alexia! No. Guardate se mi deve rompere le scatole pure l'assistente. C'ho l'assistente matta. Ti amo, ti amo. Perché questa? Questa pure io non... Vamos alla discoteca, non la sento quasi mai. Paradisio, Special DJ, versioni, ne sono uscite tantissime. Questi italiani remixati tirano tanto. Tiravano. Non lo so se... Io ve l'ho detto, dovrei cominciare a fare qualche live anch'io con tutti questi brani. Però questa per esempio è una cosa spettacolare. Io mi ricordo quando la mettevo durante le feste. Io ho lavorato poco in discoteca, però ho fatto un sacco dei diciottesimi, mi chiamavano. Io l'ho raccontata la mia vita è molto legata a un giornale romano famosissimo dappertutto. Io mettevo gli annunci su questo grandioso giornale romano e mi chiamavano da tutte le parti. Era abbastanza semplice all'epoca, quindi è paradisio questa. Vamos alla discoteca, la mettevi, c'era subito riempivista. Non dico a livelli di ritmi da dancer, ma poco ci manca. Per esempio, tutti a cantare mi piaci, no, questo mi piaci, eccolo là. No, no, vabbè, questa insomma io me la ricordo, questa non la so cantare perché sono stonato, però mi piaci, questa così faceva Alex Britti. Andiamo avanti qui su Arista Records. Oh! Ecco, per esempio, Snap, Rhythm is a Dancer. Ma porca la miseria, gli Snap. Vi dice niente sto brano? I've got the power! I've got the power! Cioè, questi sono brani che hanno fatto la storia, cioè non si può. Se 110 era il prezzo, sia in euro che in lire, qui andavo, andavo fallito. Quindi guardate che questi numeri io me devo ricordare perché ce l'ho messi, ma di sicuro non era il prezzo né in lire, né in euro, né in marchi, né in sesterzi. Guardate, quindi, oh, suddenly, Gala. I BPM potrebbe essere, vedi, grande. Vedete che quando uno c'ha un DJ in chat potrebbe essere che siano i BPM, però molti diceva 5 BPM, mi pare strano, anche 50. Boh, me devo ricordare bene, forse i BPM.
Suddenly, questo pure è un brano famosissimo di Gala, sempre underground, questa underground per eccellenza. Gala ha fatto dei brani che tutti riempivista, quelli di Gala, cioè veramente. Suddenly, questa chi è? Un'altra famosissima, Gloria Estefan, cioè come dire, cioè, spariamo sulla Croce Rossa, un'altra famosissima, proprio Gloria Estefan, Everlasting Love, cioè veramente, cioè, e poi questi molti io li ricordo pure guardando solo la copertina, perché le copertine volevano dire tantissimo all'epoca nostra. Guardate, questo è DVJ Dance with You, no, Dance with Joy 1974, questo è il mio anno di nascita, 1974, anche io sono classe 74. Guardate come avevano stampato questo, questo è una doppia stampa dritta e rovescio, e avevano fatto Music Movement. Questo dovrebbe essere Music Movement, no? Untouchable Record, UNT 9601. Vabbè, poi vado a vedere perché non mi ricordo. Io mi ricordo che era tipo Music Movement, una cosa del genere. E quindi si doveva leggere M, girando il disco. Ok? Quindi questo pure DVJ, Dance with Joy. Questo è un altro famosissimo. General Bass, Back Again. Questa è stata una DJ Parade, mi pare che arrivò pure tra i primi tre. Back Again di General Bass. Vedete il timbrino SIAE dove sulla copertina generica non c'è nessun adesivo SIAE perché veniva messo il timbrino. Ok? Quindi sempre Next Records, vedete, c'è, e quindi la copertina è quella originale con cui è stato venduto il disco, e quindi anche se è generica. Oh! Zucchero, sugar, fornaciari, povero Cristo, povero me, povero Cristo, povero me, vedete? Cioè tutta questa musica italiana, secondo me, sono difficilissimi da trovare sti remix, Povero Cristo, povero me di Zucchero, qui ci stanno le versioni, vedete? Extended Mix, Interference Mix, X Club Cut, XX Club Cut, Radio Edit, vedete? Povero Cristo, povero me. Oh, guardate qua. Invisible Experience, Fairy Tales. Questa è un'altra progressive da paura. Fairy Tales. Questa è veramente bellissima. È un brano progressive veramente da paura. Questo può piacere a Daddo DJ, che a lui gli piace un sacco la progressive. Questo è un brano progressive di quelli spettacolari. Oh, guardate. Per esempio, ecco, questi si sono persi proprio di vista. Io questi, dopo la torta, dopo mezzanotte, quando erano... Questi a Capodanno, dopo mezzanotte, gli scogliavi sti dischi. Cioè, questi sono i Los Locos, tutta roba latinoamericana, tutta roba ballabile, trenini, cose di questo genere. Cioè, veramente cose imperdibili. Los Locos, questo è solo uno. Guardate, Los Locos, ai ai. Vedete? Questi facevano musica che questi te li sparavi uno dopo l'altro, in mezz'ora l'avevi messi tutti, Los Locos Tum Tum. Congi, dimmi se sto sbagliando qualcosa. Dimmi se sto sbagliando qualcosa. Io secondo me pure questi dei Los Locos sono andati no tanto, di più i Gypsy Kings, Hotel California. Gypsy Kings, pure questi andavano tantissimo, si sono persi di vista, nessuno li mette di più. Gemelli diversi, un attimo ancora, uno più bello, lo slogan ancora vanno nelle feste private, vedi? Però trovami un DJ che fa una live e mi mette i Gypsy Kings o i Los Locos, difficilissimo. Guarda questi, i gemelli diversi, un attimo ancora. Questa pure era un brano che ebbe un successore, che era degli anni 90 questo. Pure questo bellissimo. Nicky Pop, ma che storia è? Questo è Ma che storia è? Vedete?
addirittura qui la sleeve è trasparente e vedete che c'è il timbrino SIAE qua, cioè il timbrino, il bollino della SIAE, quindi questa è proprio quella di questo vinile. Ma che storia è Nicky Pop? Questi sono tutta musica che all'epoca tu la mettevi e ti è Dottor Alban, You and Me, ne, 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 ne. Dottor Alban, questo pure andò tantissimo. E mix, mix, vedete? Poi c'è Sway Me Mix, cosa inventavano sti nomi, però pure questa di Dottor Alban è bellissima, cioè tutti, Marina Ray, ti è, io come pesco bene da sto contenitore, guardate un po', Marina Ray, I sogni dell'anima, Todd Terry Remix, come pesco bene, ok, mo siamo addirittura d'arrivo, sì, addirittura d'arrivo, modo di, comunque mo corro di più. DJ Bobo Keep on Dancing, maxi single, club mix, radio mix, eccetera. DJ Bobo, maxi single. Alla prossima, Congi! Ti è? We are family, unit 3, we are family, andiamo avanti sempre più veloce, andiamo avanti. Ti è Gino Paoli, Gorilla al sole, sempre promotion, Impulse Promotion. Vedete Gino Paoli, Gorilla al sole, grandioso anche questo, mettiamolo così. Ecco un altro dei Los Locos, questo è un remix, ci stanno tutti questi brani remixati tra loro, vedete? E guardate che bella questa cosa fatta così, questa è fatta apposta così e non è che è stata tagliata dopo. Si vendeva proprio così questo disco, spettacolare. Los Locos Remixes, ti è DJ Rap, questa è una compilation che andò un sacco. Qua c'è sta Ram DNC, Giovanotti, Al Cool J, guardate, Al Cool J. Se c'era ancora Congi, se lo ricordava sicuramente, Al Cool J. Questa è tutta la musica, questa è la mastica lui. Tutti questi lui se li mastica e se li digerisce pure, Guardate, DJ Rap, una compilation bellissima questa, sta qua in mezzo. Taffy Once More. Taffy Once More. Ti è Duran Duran Arena, questo è un LP. Questo è un LP. Vedete, lato 1, lato 2. Vedete? Ah, vedi, questo ce l'hai. E vabbè, Duran Duran, qui con... Io, quello che mi è piaciuto di più ovviamente è Notorious, ce l'ho in tutte le salse, pure tutti i remix che hanno fatto di Notorious, però i Duran Duran hanno fatto tanti brani. Ma che... Ti è, questo è uno sconosciuto, Roland Brandt, Outland EP, guardate che bello, questo è trance all'ennesima potenza, Progressive Trance. Sì, è pure del Noisemaker. Noisemaker era la marca di Gigi D'Agostino, era l'etichetta di Gigi D'Agostino. Guardate qua chi c'è, il Destino del Drago. Sapete che cos'è il Destino del Drago? Questo uscito sul Noisemaker, vedete? Noisemaker, il Destino del Drago, ve lo faccio rivedere, il Destino del Drago. Questa è un remix della sigla di Dragon Ball. Dragon. È bellissimo questo brano e io l'ho preso proprio per quel remix della sigla di Dragon Ball, ok? E si chiama proprio Il Destino del Drago. Oh, questa è un'altra versione di Terra degli Onda del Futuro. Io ce l'ho quasi tutti i mix degli Onda del Futuro, Disperazione, eccetera. Ne hanno fatti tantissimi. Il più famoso è Terra, che ce l'ho proprio la versione originale. E questo è Terra Remix, ok? Sempre Onda del Futuro. Terra, già distrutta, ancora, non è troppo tardi, perché l'etichetta di BX fa proprio per definizione una musica progressive spettacolare. Poi se ci metti pure Nylon Moon, Sky Plus, cioè su DBX Records è qualcosa di spettacolare. Quindi DBX Records, Nylon Moon, Sky Plus.
perché questo è Risso Theme from Terminator 2. Allora, all'epoca uscì un remix di Terminator 2 che io lo mettevo sempre e riempivo la pista perché all'epoca era da poco uscito il film Terminator 2 con Arnold Schwarzenegger, che fu il film all'epoca più costoso della storia, sia per gli effetti speciali, sia perché Schwarzenegger gli chiese un cachet miliardario, all'epoca stavamo ancora con le lire, quindi chiese un cachet miliardario, glielo dettero e fecero questo Terminator 2. Guardate un po', questo è David E. Cube Star Trek. Star Trek, questa è la colonna, diciamo la sigla del telefilm rivista in chiave Progressive Trends. Ok, andiamo avanti, sempre sigle di cartoni animati, queste in versioni originali, la banda dei bucanieri, Capitan Harlock e i ragazzi dai capelli rossi con Anna dai capelli rossi. E qui c'è tutta la lista dei dischi usciti così, quindi in formato 12 pollici con un brano al lato A e un brano al lato B. E c'è una lista che non finisce mai, qui non ve la faccio vedere, però fu una grande idea per chi si era perso i 45 giri. Guardate un po', Canzoni per l'inverno 3, altra grandissima compilation, questo è un LP, vi faccio vedere visto che lo mette a fuoco bene, vedete, leggete pure Cyndi Lauper, Time After Time, avete letto Ray Parker Jr., Ghostbusters, Billy Ocean e Depeche Mode. Guardate che questa canzone per 3, Canzoni per l'inverno 3 è una bellissima compilation. Guardate questo, Giorgio Faletti, Disperato ma non serio, e qui ci dovrebbe stare anche Ulula, uno dei brani che l'hanno reso famoso, a parte che lui era pure uno scrittore, ha fatto pure drive-in, eccetera, però diciamo un brano che lo rese molto famoso fu Ulula, che parlava appunto dell'uomo lupo. Andiamo avanti, che abbiamo quasi finito, stavolta veramente. Questo è Bobby Flexter, ha remixato le colonne sonore dei più bei film dell'orrore, e questo è un doppio vinile, come vedete ci sono tutti e due, in cui ci sono i remix dei più bei film. Vedete, Profondo Rosso, Moments in Love, On the Road, Theme from Express, poi c'è Flautino, What Time is Love, Tubular Bells, Radioactivity, che è toccata, Popcorn pure c'è, vedete? Quindi questo è un altro, diciamo, bellissimo doppio vinile di Bobby Flexter. Ok, andiamo avanti, guardate un po', questo è il remix, quindi la dance version di E.T., la colonna sonora di E.T., il film. Ok, andiamo avanti veloce. Guardate com'è bello sto disco, questo non è un picture disc ma è un disco colorato marbled, cioè metà in colore metà in altro, vedete? Qui hanno mischiato due colori diversi di vinile e l'hanno prestato insieme. Guardate un po' qua che c'è Ghostbusters, e questa è la colonna sonora del film Original Soundtrack Album, e qui sempre insieme c'è anche il 45 giri originale con diciamo, il brano principale di Ray Parker Jr., Ghostbuster 45 giri, vedete, e poi il disco grande che è la colonna sonora proprio di Ghostbusters, bellissimo il primo brano lato B. Qui vedete c'è Twin Peaks, diciamo il remix della sigla di questo telefilm che andò in onda negli anni 90, Twin Peaks. Ok, io sto andando veloce, non vi sto dicendo bene. Guardate un po' qua, Viva la TV, Eder Parisi, c'è pure Pac-Man qua, Pac-Man, quello è mostruo, c'è Rockefeller, guardate, perché qui ovviamente c'è Krilou, vedete, Rockefeller, il ballo del pinguino, Quo Vadis un'altra volta, Pac-Man, e c'è una bellissima compilation, lì sono tutti separati i brani, così come tutti separati sono anche dentro Five Parade 3, i fortissimi di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Ok, non so se riesce a mettere a fuoco, eccola qua, riesce, vediamo se mi mantiene il fuoco. Ok, così avete visto dentro questa colonna sonora, dentro questa compilation tutti i brani separati. Five Parade 3, ci sono un sacco di sigle
delle trasmissioni che andavano in onda su, diciamo, e quindi anche su Five Parete 2, io ho anche l'uno, vedete, i fortissimi di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Mo qua sarà un'impresa, poi lo metto a fuoco. Sì, Super Flash, Viva le donne, Dynasty, A-Team, Mama non Mama, Sentieri, Radici, Simon Simon, Quo Vadis un'altra volta, Segreti, Vegas, i Chips, Charlie's Angels e Drive-In. Ok? Vedete, ci sono anche le Charlie's Angels originali qua, non quelle che hanno fatto il film, ma le Charlie's Angels originali. Vedete? Ah, vi faccio vedere qua dietro, magari ecco, messa a fuoco bene, guardate che bella che è sta copertina. Ok, andiamo avanti. Questa è Love and Peace Remix dei Black Machine. Vedete? Il remix dei Black Machine. Ok? Love and Peace Remix. Mamma mia, qui c'è un altro separé. Oh, altra musica italiana. Marina Rei Primavera Remix. Vedete? Marina Rei Primavera Remix. Dentro me c'è anche qui dei remix. Quindi Marina Rei Primavera e Dentro me. Ok, andiamo avanti. Allora, guardate, New Edition Mr. Telephone Man. Mr. Telephone Man. Ok, io sto andando molto veloce, mi sono pure alzato in piedi perché stiamo addirittura arrivo. E il Fuego Lento Rosana, vedete, original mix. Ok, questa era copia, no, non era copia gratuita. E il Fuego Lento Rosana. Andiamo avanti, guardate un po' The Offspring. The Offspring, così ve lo faccio vedere. Pretty Fly for a White Guy. Ok, guardate che bello. The Offspring. Andiamo veloci, 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 veloci. Oh, questo non lo leggo per niente, però mi pare che era un disco di Progressive spettacolare perché mi ricordo i due triangolini. Facile. E facile pure di qua. Album version. Ok, ok, questo lo metto per così, va bene. Soerba Remix, I Am Happy. Soerba I'm Happy Remix. Poi One dei Bee Gees. Guardate un po' qua che c'è scritto omaggio vietata, vendita vietata. Vedete pure da dietro? Omaggio, vendita vietata. Omaggio, vendita vietata. Ok? E queste sono, vedete? One 12 inch dance version, One LP version e Flash and Blue dell'LP version. Ok? Poi Mia Martini, Mia. Questo è un album. Guardate, Mia Martini, guardate. Vabbè, Mia Martini. E guardate che bello che era questo album. Per non dimenticare, per non dimenticare. Piccolo uomo. Bellissimo, Mia Martini, l'album. Oh, e qui arriviamo a, diciamo, al mio cantautore preferito, Peppino Di Capri Story. Ok, questo è il volume 1 e poi ci sono 2, 3, 4 e 5. Il 5 mi manca, lo devo prendere a breve. Peppino Di Capri Story, questo è il volume 1, questo è il volume 2. Vedete, Peppino Di Capri Story, quindi 1, 3, 4 e 5. Quindi fatti benissimo pure i retro. Volume 3, 1, 2, 4, 5 e poi volume 4. Anzi, vi volevo far vedere una cosa. Qui ci sono scritti, vedete, i brani contenuti. Nessuno al mondo, Frenesia. Allora, Nessuno al mondo, Reginella, Frenesia, Ma che vuoi più? Cristina, Un grande amore e niente più, Ti vorrei vasà e Sera di Mane con un'amica. Allora, aspettate un attimo che poi tanto ve li rimetto. Vi voglio far vedere la lista di tutti i brani. Guardate qua. Champagne, Fresca fresca, Lasciamo stare, Tu cioè, Amore,
Paloma e notte, Love Me ci sei, non lo faccio più, e buona fortuna. Bellissimi, bellissimi, questi sono qualcosa. Qui anche il grande Harry, Mixed by Harry, ha preso molti titoli da qui per fare delle compilation. Roberta, Alleria, Monastero Santa Chiara, Don't Play That Song, Anime e Core, Sera, Suspirando, Luna Caprese, Amore Grande, Amore Mio, Amare di Meno. E poi nel primo, proprio i più belli, c'è Voce Notte, Una catena d'oro, Piano piano dolce dolce, Il giocatore, Piccerè, Non è peccato, Il tango di Adelina, Segno di intasta chiesa, Magari e Una sera di maggio. Cioè tutte belle. Per chi conosce bene questo cantautore Peppino Di Capri, sono tutte belle. E poi mi sa che siamo arrivati agli ultimi due. Uno è questo, Franco Califano, La mia libertà. Franco Califano, La mia libertà. Ok? E l'ultimo che è sempre di Peppino Di Capri. Vedete? Peppino Di Capri. E cominciò così. Vedete? Peppino Di Capri e cominciò così. E qua ci sono scritti tutti i brani. Vedete? Maladia, Non è peccato, Addio mondo crudele, Roberta, Don't Play That Song, Let's Twist Again, Nessuno al mondo, Baby Baby e Sera, Saint-Tropez Twist, Voce di notte, Trovarsi e perdersi. Bellissimo anche, diciamo, su Splash, che era la sua etichetta, come lo è Clan per Celentano, no? Celentano c'ha la sua etichetta Clan, e Peppino Di Capri c'aveva Splash come etichetta. Ciao Giusimo! Come vedete abbiamo svuotato un altro drona, ok? Un altro drona è stato svuotato, ma va riempito dopo che ho archiviato il tutto. Ah, vedete qua, mi si è un po' sporcato. Bisogna stare attenti, per quanti dischi stanno tutti quanti bene. Vedete a che serve metterli dentro drona? Che se sporca drona e non si sporcano i vinili. Giusimo, andate anche a seguire. Ah, ciao Vincenzo, non ti avevo visto. Sì, no, ti avevo visto perché ti ho pure risposto. Giusimo, non avevo visto. Ciao Giuseppe, grazie di esserti unito a noi anche in fase finale della live. Volevo invitare chi è collegato, non so se c'è qualcuno collegato, andate a seguire anche Giusimo 89. Se non avete tempo, che andate di fretta, seguitelo su TikTok, perché lui in un minuto e mezzo vi riassume un video che magari invece ne dura parecchio su YouTube, ve lo riassume. Poi se vi interessa l'argomento che lui tratta nei video di TikTok, allora vi trasferite su YouTube e vi vedete il video completo. Comunque seguitelo se potete sia su YouTube che su TikTok, ok? Questo era dovuto all'amico Giuseppe, perché diciamo fa dei contenuti molto interessanti. In chiusura di live volevo invitarvi a visitare i miei siti www.classe74.it, che è il sito principale, però senza dimenticare di passare anche, magari se siete appassionati come me di Star Wars, della galassia lontana, andate su starwarsstore.it, oppure andate, se siete patiti di Lego, su legolando.it. Se poi vi piacciono i vinili, ho fatto un sito che si chiama il mondo del vinile.it, ok? Semplicissimo. Oppure andate su Renny J Store, dove trovate un sacco di apparecchi anche di alta fedeltà, casse attive e passive, amplificatori, mixer, console per DJ, CDJ e chi più ne ha più ne metta. Ci sono anche tutti gli armadietti, ci sono tante webcam, c'è un po' di tutto, teli verdi per il green screen, c'è un po' di tutto su renyjstore.it. Andate a visitare uno qualsiasi di questi siti. E l'ultimo nato, ma non ultimo per importanza, è un sito che ho voluto creare perché sono un patito di magliette e di felpe anni 70, 80, 90, e quindi andate su magliettevintage.it. Anzi, mo lo devo scrivere fisso, magari in basso da qualche parte, così rimane fisso e rimane diciamo più impresso, di andare a visitare questo sito molto semplice da ricordare, www.magliettevintage.it. ok, sono le ore
20 e 29 minuti di questa domenica 24 marzo 2024. Ho fatto un'ora e 25 di live, durante la quale abbiamo visto una colonna diciamo abbastanza sostanziosa di vinili, tra l'altro uno più bello dell'altro, abbiamo visto c'è un sacco di musica italiana, quindi veramente degno di nota questo, diciamo, io lo chiamo, si chiama Trona, quindi questo contenitore Trona adesso starà a me, ci metterò circa 3 giorni a fare l'archivio di questi vinili. Per adesso vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, vi ho fatto vedere che tramite Discogs e tramite Excel si può creare un archivio dei propri vinili per poi andarli a ricercare più facilmente. Grazie di essere stati qui con me, vi do appuntamento alla prossima live che, ripeto, non so quando sarà, magari la improvviserò, non lo so. Comunque mi ha fatto piacere che ho visto una discreta partecipazione anche a quest'ora nella sera di domenica. Ok? Grazie a tutti, vi metto la facsimile della sigla finale. Ok, vediamo un attimo. Ok, siamo pronti. Buona serata a tutti ragazzi, grazie di essere stati con me fino alle ore 20:30. Un saluto a tutti, ciao, ciao da Roma.